in collaborazione con È arrivato Ruggero, è arrivato a trovarci anche oggi. Buongiorno Ruggero. Che splendida giornata anche oggi, Ruggero. Ci hai portato qualcosa di straordinario e splendente. Ciao Anna, come stai? Ciao. Bene. Vedo che oggi ci hai portato due bellezze. L'Anna, naturalmente, e poi quest'altra. Ecco, ce la vuoi presentare? Sì, è la vettura d'ingresso della gamma elettrica di Mercedes-Benz, è una vettura delle dimensioni, per chi conosce, di una classe A, una classe B, e 450 km di autonomia, quindi più che sufficienti per girare 400 volte negli anni. Sì, sì. Ecco, vedi, hai capito? Sarà la tua prossima auto. Ma già abbiamo parlato. A Papi hai parlato? No, ancora Allora ti No, aiuto io. Ruggero, quello che mi stupisce è che tu ogni volta ci porti questa collezione di gioielli. La chiamiamola così, la collezione di gioielli della Mercedes. È vero? Io direi che vi aspetto chi ha interesse della vettura in concessionaria, in una delle nostre sedi, tra Belluno, Treviso e Venezia, e potremo con calma descrivere, fare i test drive. Potremo anche eventualmente noleggiarla per un weekend a chi è scettico. Bene, io sono scettico. Bene Ruggero, ti ringrazio, grazie per essere venuto anche Grazie, oggi. Ruggero. E alla prossima, Ciao. Ebbene amici, siamo qui di nuovo con voi come ogni sabato, d'altronde Armando Zanotto e Bruno Zanetti. Bruno Zanette. Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti. alle amiche e agli amici, ed oggi faremo ancora una puntata sui fagioli. Sì, Sui- fermo però, fermo. Dimmi. Perché si parla di bacillo Certo, e fagiolo. esatto. Fagiolo che viene fuori dalla tega Sì, esatto. e il fagiolo fresco è straordinario. Binario. Per Ha le una- ricette che tu devi presentare, però io volevo dire un'altra cosa Armando, poi ti lascio la parola. Volevo dire ai nostri ascoltatori, ricordatevi che Armando Zanotto ha scritto ben 12 libri e uno migliore dell'altro con tutte le ricette possibili e immaginabili che sono caratteristiche Sì. della cucina veneta Del nostro territorio. del nostro territorio. E adesso lascio la parola a te perché vorrei, ti chiederei per cortesia, di spiegarmi come prepareresti una radici e fagioli proprio parlando veneto, sì. di quelle che ti fa Sì. recare i baffi. Mie care signore, guardate, questi radici e fagioli potete mangiare tutte le sere, fatti con questi fagioli freschi così, e delicatissimi. Quindi se voi fate la minestra, preparate la minestra per fare la pasta e fagioli, conservate una parte di questa minestra senza la pasta. Andate dal vostro ortolano di fiducia e se trovate per caso quel radiceo piccolo verde, magari del campo, è la fine del mondo. Oppure potete allettare anche con un radicchio misto che è un variegato rosso. Bianco-rosso. Sì, ecco, che quello va molto bene. Quindi, Però sai che mi hai stuzzicato con il radicchietto piccolo. sì, quello è sua morte. quindi. Ma non me lo ricordo. Ecco, quello lì, cosa fate? Fate una bella terrina di questo radicchio verde e lo condite con questa minestra di fagioli leggermente tiepida. Naturalmente ci va La l'aceto della confraternita del radicio. del radicio. Questa è una cosa superba. Sì, quasi venire da bene. Poter condire questi radici e fagioli con questo aseo rena libidine. Ecco perché bisogna essere amici di sti qua della confraternita e ogni tanto chi sbrissesse Sì. vendermi qualche boccetta, guarda. ma io gelosi,
Prova a tocciare un sì, dedo. sì. Ah, Gli veda, ma veramente guarda, buono, Ecco, buono, quindi buono. fare questo condimento con questi radici e fagioli credo che sia il massimo. E abbinare sempre un rosso leggero come quello che abbiamo descritto nella puntata precedente. Sì, che è un caberlot, Cabernet. sarebbe. Oppure, caro, sai, io mi ricordo cosa Sì, ha detto, è- la bellezza che avevamo qui l'altra puntata, è un cabernet con un merlot, Sì. che dà, con merlot si dice, sì, sì. con la T finale, che dà non l'asprezza, ma No. la dolcezza finale Che per ti- un piatto di certo. pasta e fagioli. Oppure proprio per i malcontenti anche un bel prosecco brutto. O anche un bel prosecco brutto. Proprio sì. Attenzione che le manzane le fa anche Sì, il Cabernet. Cabernet Franc, sì. che è buonissimo. Esatto, questo diciamo che fa parte di un piatto semplice che avendo la minestra dei fagioli fatta, vieni a casa, se stanchi, vedo radici, condisti do fagioli così, che è una cosa meravigliosa. Naturalmente tutti gli ingredienti, l'olio, Che vuole l'olio extravergine, Evo, Evo. una macinata di pepe generoso, se occorre fare il sale di al sale. momento, e poi, che dire, anche qui ci andrebbe bene un po' d'aglio o no? No, no, forse ma l'avevi no. messo già L'avevamo messo qua nella dentro. passata. E tutto questo ben di Dio, Ecco, guarda, questo qui è- puoi far da mangiare tante cose. Certo, perché la ricchezza della delicatezza di questo fagiolo è unica, non è a confronti con quello sì. E allora, visto che l'abbiamo detto così semplicemente, a casa staranno già iniziando a preparare quello che Certo, abbiamo detto certo. noi li salutiamo e diamo appuntamento per la prossima settimana. Prossimo sabato, quindi, Prossimo mie care sabato, amiche, quindi seguiteci. seguiteci. Armando, almeno seguite lui. E poi, che dire, buona domenica con i fagioli e i radici. Radici e fagioli per tutti. E Ciao. se proprio Proprio. vuole l'ultima, Chicca. do 3 sisue sure. Ah, e ricordatevi, sì, siamo smentigati, però ricordatevi che anche il pane quotidiano, non deve che è mancare. quello dei Cristo Dio. libanesi, naturalmente abbiamo detto il vino, Certo. il vino. E se proprio volete andare in macchina, passate prima dal nostro amico Ruggero Carraro, che ha tutte le soluzioni per voi. E noi vi aspettiamo, invitateci, veniamo anche noi. Ciao. Ciao a tutti. In collaborazione con